Processo BPV al via la prima udienza, in migliaia si costituiscono parte civile, non solo risparmiatori ma anche Banca Italia. Zonin assente, il suo legale per lui è un dolore. Davanti al tribunale è andata in scena la rabbia di chi è stato truffato e privato dei risparmi, cartelli e grida guardati a vista dalla polizia. Abbiamo perso tutto. Il giallo di Cornuda, gli uomini del RIS tutto il giorno in sopralluogo nella villetta di Pascale e Sofia, al setaccio ogni punto della casa, anche i 4 computer e l'auto. 10 anni fa a Castelfranco venne rapita ed uccisa Iole Tassitani, l'incubo della famiglia che presto l'assassino potrebbe uscire dal carcere. Dopo la neve, la pioggia e le temperature più alte, un mix che fa scattare l'allerta regionale per i livelli dei fiumi, sotto osservazione soprattutto il tagliamento. L'analisi del commissario straordinario della Pedemontana Veneta sul rapporto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, i conti in ordine, puerile, chi si oppone. In anteprima le immagini dell'allestimento del presepe della Basilica del Santo a Padova, ecco la squadra di artigiani che da più di 40 anni allestisce la Natività. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la crisi delle ex popolari venete, giornata storica per la Popolare di Vicenza. Oggi si è aperta l'udienza preliminare in tribunale a Vicenza. Vediamo. L'urlo del silenzio, un silenzio quasi irreale, gonfio di rabbia, la quiete prima della tempesta. I risparmiatori con i loro drammi, con la loro disperazione, con le loro storie diverse, eppure con lo stesso finale infausto, tutti lì davanti a un tribunale blindatissimo dalle forze dell'ordine, nel giorno in cui prende avvio l'udienza preliminare per il crack BPV. Aspettano l'indagato più celebre, Gianni Zonin, che però non arriva. Quella di oggi è un'udienza filtro con replica giovedì e venerdì in cui sfilano migliaia di ex azionisti intenzionati a costituirsi parte civile nell'eventuale processo all'ex presidente e a 6 manager indagati per aggiotaggio e ostacolo all'attività degli organi di vigilanza. Quando il giudice avrà chiarito chi effettivamente sia stato danneggiato, i legali delle vittime potranno chiedere il sequestro conservativo e mettere i sigilli ai beni degli indagati, facoltà prevista dall'articolo 316 del Codice di procedura penale, qualora vi fosse fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato. Prende corpo così la possibilità che il giudice nel giro di qualche mese possa congelare tutti i beni degli ex manager, un sequestro conservativo che ammonterebbe a decine, forse addirittura centinaia di milioni di euro in vista del risarcimento che verrebbe disposto in caso di condanna. Sia chiaro, i beni che potrebbero essere messi sotto sigillo non basterebbero a risarcire tutti i risparmiatori coinvolti ed è per questo che il governo è chiamato a dare risposte concrete, predisponendo fondi abbastanza capienti da poter ristorare i soggetti danneggiati. Intanto stamani sono state presentate 4.000 richieste di costituzione di parte civile, ma se ne prevedono fino a 15.000, compresa Banca Italia che ha già presentato la sua. La strada insomma è ancora lunga, oggi è stato fatto solo il primo passo. E davanti al Tribunale di Vicenza oggi è andata in scena la rabbia dei risparmiatori. È incredibile, però la realtà è questa. Ho messo da parte per anni e anni qualche soldino, spariti. Ride per non piangere, lui come tanti ha perso i suoi soldi in quel gorgo che è il crack BPV e dire che i risparmi per lui erano vitali. Che li mettevo da parte per curarmi, che come si vede ho le mie problematiche fisiche. Le cicatrici del crack BPV, c'è chi oggi non ha più i soldi per curarsi, c'è chi ha perso tutti i suoi risparmi. Tutti i risparmi miei, di mio marito di 40 anni, 41 anni io di lavoro, 41 lei, lui e poi la mia eredità. Avevo investito tutto lì in Banca Popolare. In questa situazione la banca proprio che si è comportata malissimo, quei creati vecchi da 40 anni non doveva fare questo.
assolutamente. Io esigo che mi venga restituito quello che ho dato, non una lira in più e non una lira in meno. Ci auguriamo tutti che succeda qualcosa di positivo per dare un segno forte da parte delle istituzioni, perché chi ha perso tutto non può essere lasciato abbandonato. C'è bisogno di un segno forte da parte delle autorità competenti, perché i risparmiatori chiedono giustizia. Nella giustizia molte situazioni mi fanno pensare al contrario, guai se non ci credessi, vuol dire cioè perdere già in partenza. Giustizia, dov'è la giustizia in Italia? Ma dov'è? Non lo so, mi viene voglia di andare via dall'Italia, mi fa schifo stare in Italia, veramente. Cosa vuoi farci? This is Italy. Questa è l'Italia, caro ragazzo. This is the very big problem. E quella che inizia una lunga guerra giudiziaria, oggi in tribunale è stato anche il giorno in cui hanno sfilato i legali delle parti civili coinvolte. È il giorno del giudizio, quella che inizia è una lunga battaglia giudiziaria, un processo che, come ha confermato la Cassazione, si svolgerà integralmente a Vicenza, la città di cui BPV è stata per anni cassaforte e anima. Oggi il primo colpo di scena si consuma quando la posizione dell'ex direttore generale di BPV, Samuele Sorato, viene stralciata per motivi di salute per essere valutata dal giudice dell'udienza preliminare l'11 gennaio. Intanto si punta a capire quale sarà la strategia dell'ex presidente della Banca Popolare Gianni Zonin, che domani comparirà davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta. Il dottor Zonin sarà a disposizione, come dell'autorità giudiziaria è già stato, anche per quanto riguarda la commissione parlamentare d'inchiesta. Lo considera un suo precipuo dovere e lo farà. È il legale dell'ex presidente Gianni Zonin a chiarire che una cosa però è stato il danno economico, una cosa sono le responsabilità penali, quelle le dovrà accertare il Tribunale. L'avvocato affretta, ma prima di andarsene racconta lo stato d'animo di Gianni Zonin. Ha dedicato 20 anni a questa banca e ha investito anche tutta la sua famiglia in questa banca, è inevitabile che è stato un grandissimo dolore per lui. Un grandissimo dolore per Zonin, figurarsi per i risparmiatori che continuano la loro battaglia. In migliaia sono pronti a costituirsi parte civile, pur sapendo che i beni degli indagati, in caso di condanna, non sarebbero sufficienti a ristorare tutti coloro che avranno titolo a definirsi soggetto danneggiato. Pacifico che da questo processo e da quello parallelo in corso nei confronti degli ex dirigenti amministratori di Veneto Banca non si ricaverà un solo euro. Il senso di questa iniziativa è di esercitare una pressione sulla politica, ricavare i fondi per un intervento parzialmente risarcitorio del danno sociale cagionato. Spero che chi può mettere soldi e può lo Stato ne metta. Ed ora la cronaca dalla Marca trevigiana con il giallo di Cornuda e la morte di Daniel Pascal Albanese e la scomparsa della compagna Sofia. Oggi nella villetta della coppia sono arrivati i carabinieri del RIS. Esatto, non c'è delle bandierine o ci sono bandierine? Una macchina dei carabinieri sbarra la strada, telecamere e giornalisti. Sono circa le 11 quando nella villetta di Via Iona, Cornuda, arrivano gli uomini del RIS. I militari si mettono subito al lavoro, esaminando ogni angolo dei 3 piani dell'abitazione dove fino a poche settimane fa Daniel Pascal Albanese e la compagna Sofia Meniche vivevano. La casa viene trovata in perfetto ordine, nulla sembra fuori posto. I carabinieri lavorano fino a tarda serata alla ricerca di indizi che permettano di dare risposta ai tanti interrogativi che ruotano intorno all'intera vicenda. Si cercano prove anche nei computer della coppia, 4 quelli prelevati dall'abitazione che verranno ora esaminati. Le analisi scientifiche possono dimostrare che siano stati scenari diversi da quelli che fino adesso sono emersi dalle indagini. Tra queste 4 mura, il 26 novembre scorso si era tolto la vita Daniel, 50 anni. Qui non aveva più fatto ritorno la compagna, 42enne ucraina, scomparsa nel nulla una decina di giorni prima che l'uomo si suicidasse. 2 giorni dopo questo tragico gesto, ai piedi di Forcella Mostaccin viene ritrovata l'auto di Sofia. È così che l'intera vicenda assume i contorni di un mistero che con il passare delle settimane si infittisce ulteriormente. In tarda mattinata in Via Iona arrivano anche la madre di Pascal e la sorella Carol. Sono qui per recuperare il gattino della coppia che dal giorno della tragedia non si è fatto più avvicinare, come si aspettasse che da un momento all'altro i suoi padroni ritornino.
Dunque, se da un lato le indagini vanno avanti, proseguono anche le ricerche di Sofia con forze dell'ordine e protezione civile che da settimane stanno passando a setaccio boschi, casolari, corsi d'acqua tra Maser, Cornuda, Pederobba e Montebelluna. Le ricerche continuano, questi giorni sono state naturalmente sospese perché il maltempo non ha permesso di andare oltre. 10 anni fa a Castelfranco venne rapita ed uccisa Jole Tassitani. L'incubo della famiglia è che presto l'assassino potrebbe uscire dal carcere. 10 anni sono passati da quella maledetta sera. 10 anni, ma il dolore brucia ora come allora, chiamava Jole Tassitani. Aveva 40 anni Jole, un lavoro nello studio notarile del padre a Castelfranco, quando venne sequestrata e poi uccisa con un'efferatezza che anche gli inquirenti stentavano a credere. Il suo corpo, fatto a pezzi e nascosto in dei sacchi, venne trovato 12 giorni dopo, la vigilia di Natale, a Bassano del Grappa, nel magazzino di Michele Fusaro. Grazie al rito abbreviato, il falegname è stato condannato a 30 anni di reclusione. Ora è rinchiuso nel carcere di Padova, dove si è dedicato alla preghiera e allo studio. Ha conseguito il diploma di ragioniere e si è iscritto all'università. Una nuova vita che potrebbe permettergli di ottenere nuovi permessi e portarlo fuori dal carcere tra pochi anni. Ne è convinto il legale della famiglia, Roberto Quintavalle. Per buona condotta, e in carcere non ho capito come si faccia a non avere buona condotta, la pena si riduce ancora della metà, e sono 15 anni, più ogni anno di carcere c'è uno sconto automatico di non so se 2 mesi e mezzo, quant'è. E poi c'è anche così una messa in prova, si manda fuori, non lo so, gli arresti domiciliari provvisoriamente, ma esce presto. Un'ipotesi che aggiunge dolore al dolore, inaccettabile per una famiglia che si è battuta per avere giustizia, che ha raccolto firme per l'abolizione del rito abbreviato nei casi di delitti efferati, un appello rimasto fino ad ora inascoltato, sul quale grava l'ulteriore ombra che non si sia chiarito fino in fondo quanto accaduto alla povera Jole. Non si è voluto, io credo forse per una forma, mi passi il termine, di pigrizia giudiziaria, indagare, malgrado io l'abbia richiesto continuamente, sulla presenza di complici, per esempio, sulle aggravanti. Non è successo l'omicidio e il rapimento così come ricostruito. Ci sono dei particolari che non sto qui a narrare naturalmente, che dimostrano che la cosa è stata premeditata e non da solo. Meriem Reaili, la 22enne foreign fighter di origini marocchine partita da Arzergrande nel luglio del 2015 per andare a combattere in Siria nelle file dell'ISIS, è stata condannata oggi in contumacia dal Tribunale di Venezia a 4 anni di reclusione, all'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici e all'espulsione a fine pena. Alla lettura della sentenza non erano presenti i genitori della giovane, che risiedono da molti anni nel Padovano. Durante l'intero processo non è stato possibile appurare se Meriem, come sosterrebbe una testimone, sia effettivamente morta lapidata per adulterio a Raqqa. Il PM Francesca Crupi aveva chiesto per la ragazza una condanna a 5 anni. Hanno espresso solidarietà a Walter Onichini, il macellaio di Legnaro sotto processo, e chiesto una nuova legge sulla legittima difesa. Fiaccolata per 200 persone ieri sera tra la stazione ed il Tribunale di Padova. Vediamo. Sto qua perché voglio che qualcuno mi difenda. Va bene? Tanto in televisione nessuno mi difende. Difendono tutti a chi mi ha rubato, a chi ci ha bastonati e mandati un mese in ospedale. Hanno partecipato in 200 alla fiaccolata di solidarietà per Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che nel luglio del 2013 sparò ad alcuni sconosciuti che erano entrati nella sua abitazione, ferendo un 24enne albanese. Ora per lui il PM ha chiesto una condanna a 5 anni. Grazie a tutti i partecipanti per la presenza, per l'affetto, per il sostegno. Questo sì. Fa soffrire molto tutto. In mezzo di calvario. Si immagini lei, le lascio l'immaginazione. Il corteo, che chiedeva anche una nuova legge sulla legittima difesa, è partito dalla stazione, raggiungendo il tribunale, luogo simbolo della vicenda. Fiaccole in mano anche per altri protagonisti di situazioni simili, come il benzinaio di Nanto, Graziano Stacchio, e il tabaccaio di Correzzola, Franco Birolo. Io ho avuto la solidarietà del mondo, per dire, nella mia storia, nella mia vicenda, e la contraccambio perché è giusto che qui sia qui stasera, perché
perché io ho provato certe emozioni, certe cose nella mia vita, nella mia pelle. Assieme agli altri perché appunto mi sento vicino a Walter, sto un po' anche rivivendo quei momenti prima della sentenza mia. Gli sono vicino, so benissimo cosa sta passando. Tra i più applauditi i coniugi ultraottantenni di Piacenza d'Adige, Ennio e Rosina, selvaggiamente picchiati e rapinati 1 anno e mezzo fa nella loro abitazione. Una raccolta fondi è partita spontaneamente tra i presenti e consentirà all'anziano di acquistare una nuova carrozzina. Che pigliano quello che è in Spagna, che lo portano qua, perché lui mi ha promesso e non si dorme mai giorno e notte che torna indietro a sgozzarmi perché l'ho denunciato ai carabinieri. E la paura è lì che non si dorme né di giorno né di notte. Il primo rumore che c'è siamo sempre là. Voglio che quelli che sono in galera devono fare tutti i giorni che ci hanno dato là in galera. Gli indipendentisti si sono dati appuntamento di nuovo davanti al tribunale per lunedì 18, quando sarà emessa la sentenza. Ed ora l'allerta per il maltempo, perché le precipitazioni cadute nella giornata di ieri, accompagnate dall'innalzamento delle temperature, hanno determinato incrementi dei livelli idrometrici lungo tutta la rete idraulica principale del Veneto, ad esclusione del bacino dell'Adige. In particolare sta assumendo una certa preoccupazione la propagazione della piena lungo il fiume Tagliamento. Per questo la Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica ed idraulica su buona parte del Veneto, con criticità arancione, stato di preallarme sul bacino Livenza-Lemene Tagliamento in Veneto orientale. La dichiarazione è valida sino alle ore 12 di domani. Ed ora la Pedemontana, perché dopo le critiche piovute in questi giorni la Regione del Veneto dice la sua sul rapporto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione riguardante appunto la Pedemontana. Sentiamo. Dall'ultima relazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emerge che l'intervento della Regione è corretto, modifica le condizioni precedenti in senso più vantaggioso verso il soggetto pubblico e soprattutto non è illegittimo. Così Marco Corsini, commissario straordinario regionale della Superstrada Pedemontana Veneta, interpreta il documento che in questi giorni ha alimentato le polemiche da parte di chi continua a opporsi all'opera pubblica. Non c'è un passo della delibera ANAC che parla di danno erariale, anzi ci sono più passi che danno atto del grande risparmio che abbiamo ottenuto e della convenienza delle condizioni economiche spuntate in sede di revisione della Convenzione, quindi non c'è assolutamente nessunissimo pericolo di danno erariale, anzi semmai un danno si è evitato. Alcune criticità per l'ANAC non sono ancora risolte, riconosce Corsini, ma con giudizio negativo non definitivo. La prima è il contributo ulteriore di 300 milioni ai costruttori. ANAC dice che falserebbe la concorrenza se non fosse accompagnato da garanzie contrattuali che noi abbiamo da tempo già chiesto, quindi eravamo in anticipo rispetto a questo rilievo. Il secondo rilievo riguarda le previsioni di traffico, tarate su un limite di 130 km/h anziché su 110. È una differenza assolutamente irrilevante, non è in grado di alterare in modo significativo le previsioni di traffico. Sia l'avanzamento dei lavori che il pagamento degli espropri in questo momento sono al 35%, rendono noto da Palazzo Balbi, impensabile fermare l'opera a questo punto. Man mano che l'opera va avanti gli oppositori corrono il rischio di rivelarsi patetici. Io farei appello al senso di responsabilità di queste persone, insomma non ha senso perseguitare l'amministrazione e quelli che continuano a fare il loro dovere e lasciassero che l'opera vada avanti, tanto si mettono l'anima in pace, l'opera è irreversibile, non si può pensare di interromperla e farci una pista di pattinaggio. Ed ora la sanità con lo sciopero dei medici ospedalieri, disagi in Veneto, vediamo com'è andata in provincia di Treviso. Scongiurato lo sciopero dei medici di famiglia, l'agitazione dei camici bianchi si è spostata nelle corsie degli ospedali con lo sciopero nazionale dei medici ed il rinvio di visite, interventi chirurgici programmati ed esami, adesioni all'80% secondo le associazioni sindacali dei sanitari. Io spero che ci sia il consenso anche da parte dell'utenza, perché noi stiamo scioperando sì per noi, per il nostro ruolo che da anni non viene poi rivisto e riqualificato, ma stiamo scioperando per la sicurezza dell'utenza, perché
in questo diciamo costante sottofinanziamento della sanità chi poi rischia, oltre a noi dal punto di vista professionale, è l'utente. Disagi negli ospedali della Marca, sospesa l'attività operatoria a Castelfranco. A Treviso l'agitazione ha avuto ripercussioni soprattutto in alcuni reparti come la neurochirurgia, dove sono saltate alcune sedute operatorie programmate. In altri, come ginecologia, sono state rinviate visite ed esami specialistici. Attività ambulatoriale irregolare a Conegliano, visite rinviate a cardiologia ed ortopedia a Vittorio Veneto e Montebelluna. Comunque, comunica l'ULSS 2, si è cercato di fare il possibile per contenere il disagio all'utenza. Peraltro, sottolineano i sindacati, in alcuni reparti già sotto organico i medici, pur aderendo potenzialmente alla protesta, hanno regolarmente lavorato. Ci sono reparti che hanno avuto delle difficoltà, i colleghi per senso di responsabilità non hanno scioperato perché sono sotto organico in maniera grandissima, e scioperare in questa situazione ovviamente era un aggravio per i colleghi che rimanevano e una situazione difficile anche per i pazienti che dovevano essere assistiti. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, mentre torna anche quest'anno la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Vi mostriamo questa sera in anteprima le immagini dell'allestimento del presepe nella Basilica del Santo di Padova. Maneggiano con cura le statue, lavorano i materiali per allestire gli scenari della Palestina, passano giorni e giorni a creare nuove strutture. Adelino, Adriano, Amadeo, Danilo e Fragelindo da 40 anni sono la squadra di artigiani che lavorano dietro le quinte per realizzare la magia del presepe della Basilica del Santo, una rappresentazione che da decenni fa esclamare wow a tanti bambini e lascia a bocca aperta agli adulti. Noi lavoriamo tanto sul polistirolo. Io faccio la parte scenografica, il disegno, e dopo il disegno si può variare mentre si lavora, mentre la parte elettrica c'è il collega che si chiama Adriano. Poi c'è chi si occupa della muratura e delle luci, eccoli al lavoro per gli ultimi ritocchi. Mancano pochi giorni all'apertura e benedizione del presepe che si terrà sabato 16 dicembre alle 16:45. Anni e anni di lavoro nascosto agli occhi dei fedeli, ma che ha regalato grandi soddisfazioni. Sei soddisfatto perché piace questo lavoro fatto. Un frate una volta mi ha detto, quando abbiamo fatto Roma: hai superato te stesso, quindi il cuore si è un po' allargato. Comunque noi ci mettiamo tutta la passione. Quest'anno la Natività della Basilica di Sant'Antonio ha scelto un richiamo mariano in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima. Questo richiamo a Maria, che parlavamo prima dell'affresco, ci permette proprio di cogliere l'essenza del Natale, che è Dio con noi, ce lo porta Maria. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo, subito dopo i TG, questa sera a 20:10 si parlerà della crisi delle popolari venete con Francesco Pontelli, docente di economia, ed Andrea Arman dell'associazione Don Torta. Ed è tutto. In chiusura, come sempre, uno sguardo alle previsioni del tempo. Il meteo. Arrivederci. Residua instabilità sulle nostre regioni con le piogge che si spostano verso est. Il tempo dunque risulterà essere in graduale miglioramento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ultime occasionali precipitazioni sul Padovano settentrionale, sul Trevigiano e anche sul Veneziano. Neve debole sul Vicentino e sul Bellunese sopra i 1000 metri circa, più sole sul resto dei settori. Temperature massime comprese tra 7 e 10 gradi, valori notturni tra 2 e 5 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qua resiste una certa instabilità sulla nostra regione con possibilità di precipitazioni sparse localmente anche a carattere temporalesco e la neve cadrà sulle Alpi sopra i 1000 metri, localmente anche a quote inferiori. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori notturni attesi tra 6 e 7 gradi circa. Con
Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Breve periodo di tempo asciutto e soleggiato su quasi tutto il territorio, da segnalare qualche nebbia possibile sulle valli del Trentino. Temperature massime sui 7-8 gradi, valori notturni in diminuzione e previsti tra -4 e 0 gradi. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti moderati da sud-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo è tutto, arrivederci.